Allora, do la parola a Andrea Rossi. Ricordo che ci saranno in questa seconda fase 3 relazioni. Andrea Rossi che ci parlerà delle mappe del Casentino per la programmazione delle azioni locali. Quindi si parlerà anche di post mappa. Sì, soprattutto. Dunque ringrazio gli amici dell'Ecomuseo delle Acque, Maurizio e Telca, con i quali condividiamo un percorso ormai pluriennale anche di progetti, di confronti, di visite reciproche, e lo ringrazio anche per l'opportunità di questi giorni, anche per la qualità, come è stato più volte sottolineato, degli interventi. Quindi una situazione assolutamente stimolante. La testimonianza che mi è stata chiesta oggi è quella appunto riferita alle mappe di comunità e in particolar modo all'attivazione, alla continuazione del processo una volta costruite le mappe, in quello che nel gergo appunto viene chiamato il dopo mappa. Molto velocemente, per chi non conosce il Casentino, dove siamo in un'area che è identificata con la prima valle dell'Arno in Toscana, quindi compresa fra le città di Firenze e di Arezzo, un'area montana. La zona verde che vedete è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che è sicuramente il territorio sicuramente più conosciuto, che interessa una buona parte del Casentino, la zona più alta del versante sinistro della vallata. È una vallata chiusa da montagne e questo sicuramente ha contribuito alla conservazione anche di una serie di valori, di permanenze, sulle quali poi è stato innestato il progetto di Ecomuseo. Dalla fine degli anni 90, attraverso dei finanziamenti leader, la comunità montana si è fatta promotrice di questo progetto costruito a tavolino, probabilmente in maniera un po' troppo direttiva, e poi successivamente le azioni di gestione coordinata e di verifica e tutto sommato anche di ricerca, poi anche di interlocutori sul territorio rispetto appunto a un progetto probabilmente un po' troppo costruito a tavolino. Dal 2002 e dal 2004 sono iniziati i tentativi di gestione coordinata attraverso anche degli strumenti di gestione come un regolamento, un comitato consultivo che raggruppasse poi le varie realtà coinvolte nel progetto. Successivamente c'è stato anche un ampliamento ulteriore in funzione di richieste di candidature e di ingresso di strutture già esistenti all'interno della rete. Quindi nel corso del tempo si è andato a costruire un progetto complesso. Attualmente sono 14 le antenne che compongono l'Ecomuseo, antenne anche eterogenee tra di sé, con ruoli anche differenziati, quindi dalla documentazione alla conservazione, ad altre che invece hanno caratteristiche più dinamiche e propositive che si in qualche modo avvicinano in maniera più specifica alla finalità dell'Ecomuseo, e quindi la nascita anche di ecomusei all'interno dell'Ecomuseo, nel senso di situazioni complesse che a sua volta si fanno promotori di tutta una serie di attività. Chiaramente la sfida di questi anni è quella di uscire dalle singole autocelebrazioni, di costruire un progetto credibile, culturale, a livello comprensoriale, che coinvolgesse, attraverso strumenti anche percorsi partecipativi, le comunità locali. Questa, grosso modo, è l'apparecchiatura e l'articolazione territoriale del progetto sul territorio, una serie di antenne tematiche che risentono un po' anche, se vogliamo, appunto della prima stagione ecomuseale toscana, con l'articolazione in sistemi, cioè in macro tematiche, e quindi poi la costruzione di singole strutture che sono da concepire appunto come antenne attraverso il quale il progetto si articola sul territorio. Quindi tante strutture come antenne di un unico progetto e alla base di tutto un complesso sistema di relazioni umane da gestire. Tutte le strutture sono gestite, la quasi totalità, da volontari o da associazioni, con i quali quindi costruire un percorso che non è tanto il percorso della gestione della struttura, l'apertura e la chiusura, ma è costruire appunto un percorso e un processo legato alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo locale.
e quindi di conseguenza un patrimonio di potenzialità, soprattutto umane, da sviluppare e da gestire nel tempo. Alla base di tutto questo c'è quindi un centro servizi al quale appunto al quale collaboro, e quindi attività diverse che vanno dall'animazione socioculturale alla ricerca delle risorse, delle opportunità che vengono poi portate all'interno del territorio e diventano poi strumenti di lavoro attivi. Un po' la modalità che ben conosce anche l'Ecomuseo delle Acque, un po' anche quella dell'Agenzia di Sviluppo, nel senso trovare opportunità, finanziamenti che poi vengono reinvestiti attraverso i diversi attori sociali, e quindi nel tempo progetti diversificati che vanno dalla valorizzazione dei prodotti tipici alle sperimentazioni appunto sulle mappe di comunità, fino ad arrivare anche a interfaccia riferite, che ne so, all'interpretazione del patrimonio attraverso l'arte contemporanea, ma anche al coinvolgimento poi anche di operatori economici. E poi tutto quello che concerne appunto il funzionamento di un sistema, di una rete, come la promozione di ricerche, un'attività editoriale, la promozione e la comunicazione, la realizzazione e la partecipazione anche a progettualità di ambito europeo. Venendo al dunque, tra le modalità di lavoro adottate in questi anni, mi piace appunto sottolineare un po' questo termine, quello di ricercazione, che chiaramente è desunto dall'ambito pedagogico, educativo, è una parola che secondo me però, un insieme di due parole che rende molto bene anche un certo tipo di processualità e di percorso che viene portato avanti in questi anni. Nel senso che alla base della ricercazione non c'è tanto il tentativo di ampliare delle conoscenze, ma di risolvere dei problemi, di raggiungere degli obiettivi, avendo ben presente il contesto socio-economico nel quale si va a lavorare. E quindi significa veramente lavorare nel processo, avendo attenzione anche alla dimensione formativa, quella della ricerca, ma anche alla dimensione pratica. Quindi questo ricorso continuo tra teoria e pratica, e nello stesso tempo la necessità di, tutto sommato, di definire gli obiettivi del percorso che si sta facendo lungo il percorso, quindi non prefigurarli, ma avendoli appunto come frutto del percorso. Quindi in questo senso viene automatico parlare che in questa ottica vanno proprio concepite le stesse azioni di censimento e di catalogazione, appunto, che è un po' il tema di questo seminario. Sicuramente portano in sé, insieme all'aspetto conoscitivo, che è quello basilare, il primo obiettivo, si pongono da subito anche problematiche riferite alla gestione, alla salvaguardia, alla presa in carico degli stessi beni. I due aspetti, la conoscenza e l'azione, la ricerca e la prosecuzione del processo, sono quindi due momenti inscindibili. Quindi la conoscenza in questo senso come attivazione del processo di patrimonializzazione. Alcuni esempi molto veloci, anche circoscritti. Questo è uno delle antenne dell'Ecomuseo, un censimento dei pilli dei contrabbandieri, una cosa abbastanza inusuale, particolare. Siamo in una terra di confine, Toscana, Stato Pontificio, e quindi, come tutte le terre di confine, hanno portato alla nascita di questi tipi di fenomeni, il contrabbando prima di tabacco e poi di polvere da sparo. Esistevano numerosi manufatti di questo tipo, che sono appunto dei vuoti scavati nelle rocce lungo i fiumi, che servivano come luoghi per il pestaggio degli elementi, il salnitro, il zolfo, il carbone, per ottenere appunto la polvere da sparo. Quindi un patrimonio interessante, uno dei pochi patrimoni materiali di questo tipo di lavorazione, che appunto è stato oggetto di un censimento da parte di un'associazione con una loro proprio intenzione precisa, che quindi ha portato nel tempo non solo al censimento di questi manufatti, ma a tutta una serie di iniziative che si sono appunto esplicitate lungo il percorso di censimento e di conoscenza, che hanno portato a aspetti secondo me fondamentali, quindi una sorta di presa in carico di questa associazione, di questi luoghi, attraverso una loro ripulitura, attraverso la creazione di sentieri che quindi permettevano di rimettere in rete
queste realtà, la creazione di una carta con i punti georeferenziati che consentiva soprattutto di ritrovare questi manufatti perché sono appunto dispersi nel bosco. Altro esempio simile, questo esempio di patrimonializzazione, dove parallelamente al recupero strutturale e funzionale di un mulino d'acqua all'interno dell'Ecomuseo di Raggiolo si è stabilito un percorso con la scuola locale di adozione del mulino e che quindi ha portato poi alla nascita di tutta una serie di interventi che hanno visto la realizzazione di un allestimento didattico progettato dalla stessa scuola, ma anche di percorsi di valorizzazione che hanno portato al coinvolgimento di tutto il paese attraverso le famiglie. Altro esempio ancora, che è un po' un'altra specifica del nostro ecomuseo, la costruzione di una banca della memoria che ha portato alla raccolta di interviste riferite alla cultura materiale e alle tradizioni del Casentino, anche questa fatta con modalità partecipative, in cui parallelamente al lavoro di raccolta era fondamentale il lavoro di restituzione. Per cui la documentazione del patrimonio, attraverso appunto dei video degli operatori, portava poi alla realizzazione di montaggi che venivano restituiti alle comunità locali. Questo ritorno, questa restituzione chiaramente alimentava un processo e quindi alimentava anche l'interesse delle comunità locali in questa appunto attività di guardarsi allo specchio, come è stato detto, ma nello stesso tempo era foriera anche di progettualità ulteriori perché dall'autostima, dal riconoscersi, nascevano poi altre attività. Quindi anche in questo senso una sorta di strumento per alimentare un processo, un percorso. E poi venendo velocemente alla stagione delle mappe di comunità. Chiaramente il ringraziamento va alla Regione Piemonte, circa 10 anni fa, quando appunto l'esperienza di Common Ground è stata targettata in Italia, e dal 2005 abbiamo iniziato a lavorare sulle mappe di comunità. Abbiamo chiamato queste esperienze i cantieri delle mappe di comunità per dare l'idea di un percorso che non si esaurisce ma si alimenta. Attualmente è in corso la verifica di altre 2 mappe che dovrebbero partire e addirittura c'è la nostra idea, se fino ad ora le mappe si sono concentrate soprattutto in ambiti vallivi, abbiamo definito la valle trasversale, le valli trasversali all'Arno, l'Arno appunto scorre nel centro del Casentino, c'è un pettine di affluenti sulla destra e alla sinistra che compongono dei microcosmi a sé, delle valli laterali che abbiamo definito come luoghi ideali per la costruzione di mappe di comunità, perché ben circoscrivibili, con degli elementi fisici, orografici ben studiati e ben circoscrivibili, che quindi rappresentavano dei microcosmi ideali per l'attivazione delle mappe. Il passo successivo è quello di scendere a valle, in qualche modo, e quindi di andare a ragionare in maniera diffusa anche proprio sulle contraddizioni poi rispetto ad alcune esperienze che poi sono maturate nel fondovalle, come sempre succede, quindi dall'industrializzazione diffusa e sconnessa all'utilizzo delle risorse e quindi toccare con mano quelle che sono poi le contraddizioni anche di questo territorio. Questa esperienza delle mappe appunto ha avuto diversi tipi di esperienze. La prima, penso sia anche una delle prime italiane, che è partita alla fine del 2003 e poi si è conclusa nel 2005, è la mappa di comunità di Raggiolo. Una seconda, la mappa di comunità della Valle Santa, che è servita come avvio ad una nuova esperienza ecomuseale. Nel corso del tempo all'interno dell'ecomuseo sono maturate anche esperienze nuove e in questo senso appunto il progetto funziona anche da momento di tutoraggio, di stimolo anche rispetto ad alcune realtà, alcune che muoiono, alcune che nascono, e questo penso sia appunto naturale. Fino ad arrivare poi all'ultima esperienza, la mappa di comunità dell'Alta Valle del Solano, che probabilmente nasceva come obiettivo quello di rimotivare un'esperienza ecomuseale matura e che è quella che probabilmente ha portato anche maggiori tipi di risultati.
Senza attardarmi troppo sulle mappe di comunità, cosa sono e cosa servono, sicuramente la mappa di comunità come strumento eccezionale di riflessione autocentrata e come momento attraverso il quale liberare gli entusiasmi, la voglia di fare. Ed è questo appunto l'elemento fondante, l'innesco del processo. In un ecomuseo una mappa di comunità in qualche modo diventa un processo permanente, perché ognuno dei tasselli e delle tematiche che vengono individuate sono un elemento identitario ritenuto importante e quindi degno di attenzione da parte dell'ecomuseo. Quindi in un certo senso le mappe possono rappresentare il manifesto e nel contempo un programma di azione dell'ecomuseo che l'ha prodotta, attraverso chiaramente tutto un processo di mediazioni, di selezioni, di definizioni di priorità. All'indomani della mappa ci sono dei punti che almeno così sono stati per noi irrinunciabili, dei momenti di riflessione importanti. Quindi la mappa come punto di partenza più che di arrivo e dove sia importante appunto all'indomani della creazione andare anche a capire quello che si è costruito e quindi a definire anche un programma di attività che non è un programma banale e un elenco di cose da fare, ma inizia adesso, proprio in quel momento, la mediazione vera e propria sulle priorità, i tempi, i soggetti da mettere in campo, le alleanze da ricercare, proprio per dare concretezza ad almeno alcuni o a quelle che vengono ritenute le emergenze che sono emerse nella mappa. Così come gli elementi di conoscenza mirata e approfondimento dei temi emersi. Con la mappa emergono i valori, ma molte volte mancano anche i quadri conoscitivi o il sistema di relazione. E in questo senso, secondo me, ha importanza anche il coinvolgimento del sapere esperto, quindi l'università, il ricercatore, che probabilmente è in grado di mettere in relazione e di offrire degli scenari che a volte sono anche inediti. Così come l'avvio delle azioni di gestione, tutela e presa in carico attiva del patrimonio che è emerso. E questo attraverso modalità diverse, che vanno dal cantiere spontaneo di recupero, che la comunità mette in piedi, ma la stessa ricerca di fondi per gli interventi, per ad esempio salvaguardare un bene che la comunità ritiene importante, ma anche l'inserimento in strategie di intervento più ampie, all'interno della quale probabilmente ci possono essere delle prospettive future. Così come l'avvio dei processi di valorizzazione e di patrimonializzazione rispetto ai beni individuati attraverso ricorso a mezzi e strumenti differenziati. Una brevissima carrellata quindi del dopo mappa in queste tre esperienze che vi ho detto. La mappa di comunità di Raggiolo ha consentito quindi di enucleare temi e di uscire da un'impostazione dell'ecomuseo eccessivamente accademica, cioè l'ecomuseo della castagna. In realtà non è che si può occupare solo di castagna e chiaramente poi il patrimonio è molto più complesso. Alla mappa di Raggiolo hanno collaborato principalmente anziani e quindi chiaramente c'è una viratura in questo senso, ad esempio un'attenzione molto specifica a tutto il tema della toponomastica e dell'individuazione degli essiccatori della castagna, in questo senso che chiaramente sono stati rimappati rispetto quindi alla loro ubicazione originaria e che rappresentavano un po' uno degli elementi identitari importanti. Come vi ho detto, la creazione di percorsi e di cantieri autogestiti attraverso il quale la comunità si è riappropriata di pezzi del loro patrimonio, la cosa continua ancora ed è interessante che nel recupero dei sentieri sono stati privilegiati quelli che collegavano questo paese con i paesi vicini, quindi una sorta di riapertura anche delle relazioni fisiche. E nel tempo, non in maniera pedissequa e banale, è diventato proprio una sorta di manifesto al quale guardare sul progredire delle attività di quell'ecomuseo. Il programma dell'ecomuseo della Castagna è diventata la mappa di comunità e ci siamo divertiti anche nel tempo a capire le cose che via via sono state toccate, quelle che erano in corso di realizzazione e quelle che invece erano state spostate successivamente. Così come l'implementazione del percorso di visita dell'ecomuseo, cioè le polarità e le emergenze che sono state ricomprese all'interno del percorso di visita,
ma anche l'impulso interessante al recupero di alcune architetture locali. La criticità, adesso vado molto veloce, la criticità, come vi ho detto, il fatto che erano soprattutto anziani e che quindi ha portato a una mappa, chiaramente tutte le mappe, come è stato sottolineato stamani, sono uno strumento soggettivo e quindi il risultato di una mappa dipende da chi partecipa effettivamente. Non partecipa tutta la comunità, ma partecipa e quindi è espressione delle persone che poi attivamente prendono corso al progetto, anche se nel tempo possono innestarsi dei punti di vista diversi, come ad esempio in questo caso. La mappa di comunità ha portato alla nascita anche di un consorzio di produttori sulla farina di castagne che attualmente non è in buona salute, ha un po' di problemi di riassetto, però c'è stata un po' anche questa dimensione produttiva e economica che appunto ha preso spunto dalla mappa. Altra esperienza, la mappa di comunità della Valle Santa. Sì, va bene, allora cerco di chiudere velocemente. La mappa di comunità della Valle Santa ha avuto anche una sua edizione elettronica che trovate a questo indirizzo. Ciascuna di quelle icone si apre e c'è una descrizione audio-video dei temi trattati. Questi sono alcuni punti della mappa che adesso non posso dire. Sul dopomappa, riprendendo anche le sollecitazioni di Lia Zola di stamattina, in questo contesto ha avuto un ruolo molto importante i nuovi abitanti che si sono costituiti in un'associazione che gestisce l'ecomuseo, anche se questo ha creato poi delle criticità con gli abitanti storici. Attualmente questo percorso è sostenuto principalmente da nuovi abitanti attraverso proprio anche una seconda fase di una mappa vera e propria che è la fruizione dei luoghi specifici della mappa. L'ultimo accenno all'ultima esperienza della mappa di comunità della Valle del Solano, che ha permesso, come vi dicevo, la situazione sicuramente più matura, non solo di far emergere degli aspetti interessanti anche nascosti, come ad esempio questo tema delle mogli di lontano e dei matrimoni per procura. In una montagna che si spopolava, molti boscaioli locali hanno trovato le mogli per procura in Calabria, in Sardegna, e adesso queste nuove comunità che ha consentito in qualche modo di non spopolarsi, e però si è assistito un po' a questo tipo di fenomeno. In questo caso la mappa ha avuto un censimento specifico proprio anche dettagliato sulle singole frazioni, che poi sono state ricomposte in dei quadri interpretativi che hanno funzionato come momento di passaggio dalla mappa al dopomappa, cioè una sorta di piano programmatico di quelli che potevano essere gli interventi da portare avanti da parte degli abitanti, della comunità locale, della Proloco, degli ecomusei e degli enti. All'indomani, infatti, della mappa si è creato un protocollo d'intesa fra i vari soggetti che avevano preso parte e che quindi è stato recepito come programma di lavoro dagli stessi enti locali, quindi la comunità montana e il comune, che ha portato poi anche alla creazione e alla realizzazione di interventi specifici come recuperi di particolari manufatti, la creazione anche di cantieri diffusi di recupero di manufatti che erano stati individuati nel lavoro della mappa come importanti per le comunità locali, quindi da lavatoie ai selciati a elementi identitari ben precisi. Il coinvolgimento, come vi dicevo, anche dei saperi esperti nella definizione di quadri interpretativi, in questo caso sui paesaggi culturali medievali. E ultimo, una cosa che è avvenuta proprio la settimana scorsa, la riedizione anche del centro di interpretazione dell'ecomuseo, cioè tutto il lavoro della mappa aveva consentito di far emergere una serie di tematiche che prima non c'erano e che quindi necessariamente dovevano essere restituite anche all'interno del centro di interpretazione. Quindi tematiche inedite, aspetti particolari che prima non c'erano, dalla vendita dei prodotti all'interno dell'ecomuseo, fino a riflessioni interessanti proprio sulla dimensione della memoria come strumento di convivenza. Le popolazioni di montagna fino agli anni 50 si spostavano quasi integralmente, almeno al 50%, nei lavori stagionali, si muovevano all'esterno. Oggi c'è qualcun altro che si muove e queste riflessioni sono state
centrate in maniera molto precisa dal gruppo di lavoro e quindi dalla comunità locale, che le ha volute restituire proprio anche all'interno dell'allestimento. Così come la ripresa di alcune ritualità che erano state interrotte, che sono state riattivate attraverso anche sistemi di tutoraggio di antropologi e etnomusicologi che sono entrati in merito ad alcune dinamiche e che hanno consentito di riprendere queste ritualità in maniera più consapevole e autocentrata, quindi si riprendono perché hanno un senso per la comunità locale e non perché sono degli spot turistici. Ho concluso questo percorso che vi ho detto, fra l'altro, cosa comune a molti, rischia di entrare in criticità perché lo dobbiamo ancora concludere a causa del patto di stabilità, come molti di voi sicuramente sapranno, e che quindi può mettere in crisi in qualche modo l'ultimazione anche di questi percorsi. Scusate della fretta, ma i tempi sono questi. Grazie.